Ma lo sapevi che se il pizzo di Nutella qua io faceva che se staccava tu potevi usarlo come cucciarino? Se no Dio cari insieme. Ciao ragazzi, sono qua con Omar, siamo a Lignano, bisogna andare in montagna ma fa un freddo becco e noi non abbiamo più l'età, o meglio io non ho più l'età, però è bello dire sempre sì, le vai a scaricare su che altri e questo si chiama Biker Fest, è un grande raduno di moto e auto americane. Sì, sono sofistico candelo. Sì, no, stiamo scegliendo per quando diventerò vecchio e soprattutto per quando l'assicurazione mi metterà un prezzo normale una seconda moto, e mi piaceva una di quelle da ultra viaggio, quindi bassissima, con le gambe stravaccate, manubrio basso, sellino alto, vedi, perché se sei stravaccato ci vuole il sellino alto, e soprattutto per il passeggero, 2 borsoni laterali e un grande portapacchi dietro. Dai Omar, guarda quanto che ve in scassea, dai. 45 è perché sarà patente C, ma sei anche a 18 che hai suoni. Mica a cartina, un scontro inverso. Mica quello dei caramelle, ma non credo che... No, che non basta. Secondo me no, anche il clima. Cinese, Benda. Dai. Occhio Benda, pensa tu, guarda che sta bella quasi il cinese. Ma ti devi il cinese in sola sta roba qua. Guarda, per i nostalgici degli anni 90, se il forcellone posteriore e il telaio di questa RS1000 sono, non dico identici, ma molto simili a quelli dell'RS 125. Io so che ogni volta che lascio a casa la GoPro succede sempre qualcosa. Adesso dobbiamo provare una custom con cambio automatico e sequenziale. Prima che ci dimentichiamo, cos'è che è Omar quella che provo? A parte un 1000, ma che modello è? Honda Rebel, che ha il cambio sequenziale, quindi non hai proprio è automatico, non ha la frizione, nella mezz'ora e mezza la proviamo, è tipo smart, ok? Cioè tu parti senza frizione, poi cambi le marce, dov'è che sono? Hai marce a salire, marce a scendere. Bello, tutto sul sinistro. È tutto qua, sì. Scendi con questo, sali con questo. Che forte, veramente, non vedo l'ora, guarda, sella bassissima. Qua ci metti le borse per i bagagli, qua un altro ancora. Guarda che forse che ho cattato a moto. Guarda le pedaline sono parecchio avanti, come piace a me. Forse che ho trovato a moto per cosa roveccio, oddio caro. Cruise control. Fantastica. I miei ricordi di semi-infanzia, questa l'hai vista nei primi video che la cambiai subito dopo, cioè la vendetti subito dopo aver preso il camper Scarosso. Non è che mi piacesse molto come moto, era molto nervosa, ma neanche esteticamente, non mi ha mai entusiasmato. Stupenda guidata, dopo Omar mi passerà le clip che le ho portato via la GoPro. Cambio sequenziale fantastico, non serve neanche mollare l'acceleratore. Aveva una cosa veramente incredibile, il motore spinge, silenziosissima, non ha vibrazioni. L'unico difetto che gli ho trovato è solo la levetta delle frecce, diventavo scemo ogni volta a mettere le frecce, per il resto io mi sto tipo commuovendo, non per la moto che ho provato, che per carità non mi ha dato nessuna emozione, ma tanta comodità e voglia di fare viaggi lunghi, diciamo. Però è proprio l'essere in mezzo a tutto questo belidio. Ecco, vedi, questa era la mia idea di moto da stravacco, un po' la Easy Rider, no? Col pizzo da Drio, col poggiaschiena dietro, le gambe stravaccate, eccetera. Ma dopo aver provato quella, che mi dimentico sempre il nome, Omar mi ha gradito 20.000 volte, ormai sarà anche stufo, ti dico che è tanta roba, bella, aerografata, bellissima. Cioè, bellissima, piace e non piace, insomma, dopo ognuno ha i suoi gusti. Eccola qua, per intenderci, a moto da stravacco. Lo school bus, lo school bus olfizzato, ossia adibito al cibo e alle bibite. Che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bella, 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 questa no, che bella, che bella, che bella, che bella, questa sì, che figata assurda, porca troia, bella, bella, bella. No, non si vede, sì, è il cambio a forma di microfono. Il bar a forma di autobus a 2 piani, bellissimo, un altro famoso bus olfizzato.
tamarritudine, cioè con le gomme, con le scritte bianche sulle gomme, c'è roba per me. Un po' troppo. No, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Complimenti ancora. Tutta la roba straffattonissima che piace a me. Cioè, oltre al discorso delle auto americane, delle moto, c'è questa specie di mercato della tamarritudine e del motociclismo. Bellissimo. Lo fanno ogni anno. Eccoli qua, i famosi sculi. Questo l'hanno ulfizzato. Ok, ma ulfizzazione a parte, diciamo che sarà un 12 metri abbondanti. Non so se ci stai comodo in piedi, lo vedo molto basso, basso nel senso l'abitabilità interna. Alta ok, è vero, sennò è parecchio alto, per discorso di fare un garage dietro con la porta posteriore, però è alto praticamente come il portabici, quindi sì, non è proprio tutto sto massimo la comodità, però è anche rialzato, guarda che ha i piedini. Probabilmente una volta tolti i piedini si abbassa notevolmente. Allora sì, beh, era buono, coibentazione 1000 volte meno di zero e i costi delle gomme tra parentesi gemellato non oso neanche immaginarli. Guarda qua cosa c'è, questa è una R1 del 98 e ne ho avute due. La prima era proprio questa blu con scarico Leo Vince, il resto era la stessa identica colorazione. È un po' un piccolo tuffo al cuore, anche perché questa l'ho sbriciolata su per una macchina. Ucciu, arriva l'elicottero, no, ma adesso devo andare piano, prima il FEA Evolution qua. Niente, mi riprovo per la seconda volta la Rebel 1100 e ovviamente non ho la GoPro come sempre e stavolta però la proviamo in cambio automatico. Bellissima giornata Cipi, però ti dirò, bella quella moto con tutte le robe moderne eccetera, ma vuoi mettere le emozioni, hai capito? Ah, le emozioni! Ah, le emozioni Emi. Quando gli dice emozioni si emoziona, vedi? Bambino censurato, tanto ti censuro, non è che non serve neanche che sorridi, cioè metto la censura, quindi fai anche la faccia da culo che tanto non cambia niente. Buongiorno Ugan. Ugan. Gishtugan. Ugan. Sì, lo so, mi sono dimenticato, adesso sì lo so, adesso andiamo in... Cazzo, cioccolare mi sono dimenticato e sta qua mi fa capire velatamente che deve mangiare. Io latte, aspetta che parcheggio il pulmino in parte a Curiera, guarda che misteri, se pulminga è rode pico e guarda sto qua in proporzione, lega ultra pico e porca miseria, guarda che roba, se è alto costa 5 metri, no 5 metri no però. Oddio, Olga porta i cavalli in giro a fare van life o se è un camper che era un ex coso dei cavalli? A me mi pare ancora un coso dei cavalli. Sì, esatto, tu anche skateboard. Tu che fai andare i cavalli con skateboard, no? C'è un CP, è venuto un po' a trovarmi. Sì. Ecco, si scrolla un po' e si gira e va via. Esatto, dimmi CP. No, hai appena mangiato prima. Lo so che voi vecchi avete la memoria corta, ma non è che possiamo fare 7 pasti al giorno. Hai capito cane? Sì, dai. Hai raccontato che hai mangiato col tuo amico gatto? Cioè che per la prima volta non hai mangiato il gatto, ma hai mangiato col gatto. Cioè incredibile, proprio nella stessa ciotola. Hai diviso le papine, poi sono sicuro che appena sono andato via gli hai mostrato i denti, però che forte, ora questa che sistema che ha questa e-bike, probabilmente per portare 2 bambini contemporaneamente. Pampino censurato. Oh, cioè, come ho detto, guarda il tuo cane, sembra morto ma è vivo, e sta qua si è svegliato e ha detto, oh, cazzo vuoi, t'odio. Che canzone è? Eh? Eh? C'ho
Johnny. Se conosco chi? Perché tutti mi interrompono? Non lo so, io volevo far vedere la nostra esperienza strana, che abbiamo detto dai che andiamo a fare la van life fuori da scuola. Ho detto sì dai, andiamo a fare la van life fuori da scuola. E niente. Anche se l'avevamo già fatta anche l'anno scorso. e Sì, l'anno ma questa è un'altra van life. Cioè la scuola è la stessa, ma... però è cambiata l'entrata, hai ragione. hai capito? Cioè, Vista piante. ah, è bellissima, Abbiamo guarda visto che... la ruota panoramica anche. Dove? Ah sì. Avevamo la ruota Ieri sera sì, non so se era i Vinelli o se era sul serio. Cioè io che sono cresciuto con Ninja Master, che la faccia dell'omino era un quadrato senza occhi né niente, guarda che grafica, guarda che grafica, mostruose ste robe, mostruose. Ti credo dopo che i ragazzi non hanno più una vita, sai, ti sembrano cose da mettere in commercio? Hey there, people, I'm Bobby Brown. Minchia, vedevo nei nuovi monopattini elettrici addirittura cosa sono le sospensioni a gas, doppie addirittura. Don't turn it back. The field was served, the charge begins. But on this battlefield, no one. Tu mi dici contiene alcol, sì vabbè, ma il congelatore, cioè non è un amaro, insomma, ecco. E a van life fuori dal meccanico non si vede anche il mare. Eh sì, scusa, cioè non è che perché ti hai sentito la canzone di Silvia Salerni e ora dappertutto si vede il mare, no? Cioè il mare ti vede il mare? No, cioè i gatti no, guarda, non stai neanche a sognate, cioè proprio, guarda, proprio no, ma proprio no, anzi no, porca troia, no, Aria, smonta, non esiste, ascolta, allora, non vuoi essere cattivo, no, è da anni che io vado avanti con sta regola, semplice, no, minta il mio, tinta il tuo, no, dai, va a fare dei coglioni, ma perché? Dopo te meschita dentro in camper, che schifo, dai, va via, ma va che elemento, no, dai, fuori, via, dai, ma Dio, CP, dica qualcosa, ma che razza di cane merda da guardia che ho, porca miseria, dai, va via, cane del porco, dai che tira fuori le patate, sa. Bravo, sei nell'area camper di Palmanova, ho voluto allungare un po' per cenare e per ricaricarmi la batteria. Guarda che anche questa ha le ruote piccolissime, che mi dice sempre il Pullman, in proporzioni di Pullman. E tu sto qua la Doashi, tu Doashi significa Doro del Takai, e guarda qua che bravi. È il van life e i mega camper rimasti al posto, anche perché giustamente i mega camper non potevano attaccarsi qua, come facevano? Cioè non ci entravano, hai capito? Andavano fuori dallo stallo dell'area camper. Pensati, neanche in area camper ne puoi stare. Scusa, cos'è sta roba? 200.000 milioni di camper, porca zoccola. Pagamento è gratis? No, era gratis questa. Roba da matti, visto quanti? Vabbè ragazzo, benvenuto nell'area camper. Ma che sei da pagare? De San Canzian di Sonzo. Ma no, c'era scritto che era gratis. Mi sarà da pagare, credo, solo a corrente, mi pare. Vabbè, niente, tutto strapiano, quindi dove abito oggi? Il parcheggio del Bozzodromo. Che c'è anche al bar, adesso se capita anche a te. Io ho visto la vista satellite che c'erano anche altri camper fuori negli altri parcheggi dell'area camper, questo perché probabilmente questo discorso l'isola della Cona, che è dove dovremmo andare, è una cosa molto appetibile, molto turistica, e quindi tanti camperisti che va in bicicletta ovviamente. Vabbè, il parcheggio quello dopo mi sono messo io, cerchi Bozzodromo, guarda, ci mettono i bilici, aspetta che mi giro, eccola, ti faccio gonfiare il Real TV, vedi tu, e che sia anche i bilici, quindi insomma, guarda, non tu che dai fastidio un pullman. Tra un'oretta circa dovrebbe arrivare anche Thomas,
Ma avevo ancora spazio però, avevo ancora 4 cm. Van Life. D'altronde se vuoi vedere le cose belle è così, cioè, l'isola della Cona non è che puoi parcheggiare dentro in laguna, anche perché sennò ti arrovini, non sei più bea. Anyway. Batterie da Pro in carica, borraccia pronta per domani, il Garmin e braghette col panolone per non farmi male al cuore, maglietta da figo, pettorina con GoPro, guantini e zainetto tattico. Cosa ho buttato? Zainetto tattico. Allora ovviamente un power bank perché navigherò col telefonino e comunque non si sa mai, è sempre meglio avere sempre carico telefonino e Garmin, no? Quando ci si butta in certe situazioni particolari, magari domani all'isola della Cona, no, però in Slovenia anche sì, dell'acqua di scorta nel caso in cui non trovassimo, l'ho schienzata per occupare meno spazio, nel caso in cui non trovassimo dei bar, e il mio kit di sopravvivenza, il quale ha delle toppe adesive per le camere d'aria, i vermicelli, la pompetta e questa bomboletta magica con della schiuma. Basta, niente soldini perché pago col telefono e via. Perché io predico sempre bene ma razzolo male, ho cambiato idea, metto anche il K-Way come consigliavo più volte, che poi non è che serve per la pioggia, serve soprattutto anche per il vento, cioè in bici fai fatica all'andata, poi il ritorno spesso hai anche discesa ed è lì che ti ammali, hai capito? Sto vedendo in molti supermercati che ci sono tutti i limoni che vengono dal Sudafrica, per carità, nulla di male, a parte consumare soldi, tempo, risorse e ossigeno, inquinamento eccetera per trasportare delle cose che abbiamo benissimo anche noi qua. Però la mia domanda è gli agrumi di Sicilia, gli agrumi del sud che fine hanno fatto? Cioè cosa fanno allora giù al sud al posto di fare gli agrumi? Cosa, non so, pianta i lici? Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that driver knew.